Due cose elementari per quanto riguarda l'intervento del professore, perché Primavera Araba non ha nulla in comune col mondo iraniano, perché sono due mondi a parte. Perché Primavera Araba è iniziata nel 2011, poi alla fine il risultato abbiamo visto cosa è successo. Poi per quanto riguarda Fratelli Musulmani è un movimento che nasce nel 1929. Sappiamo quale era l'intenzione di questo movimento arcaico del VII secolo. Bene, però per quanto riguarda la guerra dell'Afghanistan o la guerra in Iraq, non c'entrano fratelli musulmani. Fratelli musulmani sono stati utilizzati dai paesi occidentali partendo dagli Stati Uniti. Loro erano dei microbi, sono stati riuniti attraverso gli alleati europei americani. Adesso, guarda caso, quando tu vinci la guerra, non è che hanno vinto i fratelli musulmani, hanno vinto gli Stati Uniti, usando il fanatismo dell'integralismo. Verissimo. Dopo aver fatto questo, è chiaro, quando finisce la guerra, tu non puoi lasciare questi microbi per conto loro. Morale della favola, dopo la guerra in Afghanistan noi abbiamo visto la nascita di centinaia di movimenti terroristici, partendo da Boko Haram, Al-Shabaab, Jihad, movimenti musulmani, nigeriani e così via. Per cui bisogna fare molta attenzione. Ad esempio, se uno che ascolta il nostro intervento qui, secondo me farà fatica a capire. Dobbiamo partire uno alla volta, approfondendo solo quello, perché siamo la mattina presto. La mattina presto la gente deve, mentre fa colazione, deve comprendere quello che stiamo dicendo. Perché l'Iran è vero che un paese ormai è diventato un interlocutore validissimo per il paese, però un paese in cui esiste sistema segregazionista, esiste un sistema dell'apartheid, ha parecchie cose in comune, più possiamo dire quel regime nazista di Hitler, perché una società che considera 53% della sua popolazione che è fatta dalle donne mezzo essere umano, non bisogna tenere in considerazione. Poi non si capisce neanche la politica degli Stati Uniti d'America, specialmente quello di Barack Obama. Cioè come si fa a combattere a fianco all'Iran nel territorio iracheno contro il califato di Abu Bakr al-Baghdadi, nello Yemen l'America combatte contro l'Iran con i suoi alleati, l'Arabia Saudita. Poi dall'altra parte in Turchia fanno business, in Svizzera fanno i colloqui di pace, perché una cosa è incomprensibile secondo me. La cosa che maggiormente mi ha colpito da tutte le immagini che ho a disposizione, grazie al tuo aiuto, è questa fanciulla di 19 anni che è stata in Pakistan, è stata lapidata. Cioè, è una cosa vergognosa che esista al mondo ancora. Posso dire una cosa? Questa ragazza è stata lapidata praticamente neanche 2 mesi fa in Afghanistan. La sua colpa di aver amato un ragazzo. Una cosa simile, purtroppo, aver amato un ragazzo, però una cosa simile purtroppo, nonostante tutte le lotte che stiamo facendo a livello internazionale, specialmente a livello europeo, 5 novembre. Pochi giorni fa ho saputo tramite un'organizzazione che si occupa dei diritti umani, che è collegata a noi, ci ha detto la lapidazione di un'altra ragazza di pochi giorni fa in Iran, purtroppo nella mia provincia, Gilan, che si trova nella parte nord-est dell'Iran. Cioè, quando i paesi occidentali si mettono a parlare del nucleare, di fare business, secondo me i diritti umani sono fondamentali. Non si può non tenere in considerazione i diritti umani, che fa parte principale della Costituzione, dovrebbe far parte della Costituzione del Parlamento europeo, però purtroppo se ne parla molto poco. Hai ragione, Tahir, hai ragione. Pronto? Vedi che mettiamo...